Chi di noi non ha mai tentato, anche solo una volta, di copiare durante un compito in classe? In questa scatola c'è tutto l'ingegno, la creatività, le scorciatoie studiate dagli studenti e prontamente beccate dalla prof di anatomia all'Istituto Professionale Fedele Lampertico di Vicenza, che con ironia, affetto e tanta benevolenza ha raccolto e conservato come un cimelio dei 38 anni di insegnamento per poi commuoversi quando l'ha ritrovato una volta andata in pensione. Li ho messi dentro questa busta e poi è passata anche un po' l'era del bigliettino, per cui hanno cominciato a copiare dai telefoni, li ho quasi dimenticati. L'altro giorno, per caso, ho detto vabbè, mettiamo via le cose della scuola e ho trovato questo tesoro, chiamiamolo così, e niente, ho fatto per scherzo, ma veramente per scherzo, soprattutto ai miei studenti, un post su Facebook. Non immaginavo mai potesse avere questa eco in giro. Ecco, così. E tanti studenti hanno risposto, hanno rivendicato addirittura delle... Tantissimi hanno rivendicato giochi, bigliettini, eccetera, dicendo sono miei. Ci sono le famose cartucciere, figlie di altri tempi, con i bigliettini avvolti sulle matite, appunti minuscoli da nascondere dentro astucci o calzini, nostalgici e illeggibili ad occhio di boomer. I ragazzi del Lampertico sono così, poi ti danno tantissimo sotto la scorza degli omoni, perché sono quasi tutti maschi, a parte gli odontotecnici, c'è poi un cuore che ti rende, ecco, un cuore che ti dà. Era diventato un gioco e una sfida tra lei e i suoi studenti che li lega ancora. C'è qualche episodio che le è rimasto particolarmente in mente? Sì, veramente un ragazzo, perché ci sono stata dietro forse qualche mese, perché ero sicura che copiasse, ma non riuscivo a sgamarlo, quindi è diventato il gioco più interessante in quella classe, diciamo, durante i compiti in classe.